3D si sta diffondendo praticamente in tutti i settori, essendo la visualizzazione, la visione, il senso con cui acquisiamo l'80% delle informazioni, ogni campo ne è investito ovviamente. E quelli maggiori, non solo in Italia, riguardano, al di là degli effetti visuali per il cinema e la TV ovviamente, anche la medicina, quindi l'acquisizione dei dati e l'esplorazione dei dati tridimensionali, tutto ciò che è urbanistica e architettura, quindi rendering di progetti statici o comunque animazioni esplorative, e su questo entra anche la componente di beni culturali, per cui ad esempio le ricostruzioni virtuali di città piuttosto che di complessi, la possibilità di fare ipotesi costruttive dello stesso. Poi nella componente più importante tutte le attività che richiedono cataloghi, sia virtuali, che quindi la possibilità di esplorare degli articoli, che animazioni che fanno vedere il funzionamento di questi articoli, possono avere notevoli benefici da questo tipo di grafica, perché è possibile eseguire questi cataloghi molto più velocemente, e soprattutto aziende medio-piccole possono produrre cataloghi con pochi prototipi o comunque senza avere l'articolo finale, e poter posizionare sul mercato queste componenti o comunque vedere come il pubblico reagisce prima di andare in produzione. Società medio-grandi possono utilizzarlo per la prototipizzazione, quindi per in fase di progetto sperimentare tutta una serie di componenti. Qui rientriamo in quello che si chiama simulazione 3D, quindi la simulazione della parte o del componente. Entra col medicale, quindi l'acquisizione di dati medici, biometrici effettivi, reali, e su questo la possibilità di costruire protesi piuttosto che delle componenti sul corpo o addirittura sul singolo paziente, quindi basato su misure molto precise. Per cui il 3D in genere, a livello generale, consente l'approccio con macro tematiche, cataloghi, esplorazioni, e a livello più piccolo con singoli componenti, quindi singoli progetti piuttosto che singole parti, fino ad arrivare al design personalizzato. Questo design può essere estremo, come nel caso delle protesi mediche, quindi su singola persona, ma possono anche essere dei gioielli o componenti di vestiario o d'altro che possono essere adattati a un pubblico più piccolo o comunque minimo. La direzione che è già in atto è quella di andare sul tempo reale, sul real time, cioè questa consultazione e gestione di dati 3D essere fatta in tempo reale direttamente da web, ad esempio, quindi con connessioni internet in alta banda, quindi con notevole quantità di dati, la possibilità di esplorare via web queste componenti, quindi non perdere completamente la parte cartacea o del mezzo tradizionale per essere totalmente esplorabile da tablet, telefonino o comunque sia il mobile, piuttosto che anche il sito web e altre componenti comunque sia immediatamente accessibili. La localizzazione di questi dati, quindi avere ricostruzioni, non so, di Pompei, visto che è tanto attuale, o di componenti di città che non esistono più o solamente parziali, mentre mi reco sul luogo. Quindi la visualizzazione su questi sistemi mobili o comunque sia tablet o portatili di ciò che vado a esplorare. Quindi la sovrapposizione di questo con la realtà effettiva. Questa anche è un'altra tendenza in atto, si chiama realtà aumentata ed è solamente da sviluppare o dettagliare negli anni. L'esperimento che è stato fatto è quello di riuscire a fondere due professionalità, quella del fotografo e quella di chi si occupa di immagini digitali. È stata un'esperienza sinceramente molto coinvolgente dal mio punto di vista, anche perché finalmente sono riuscito a toccare con mano e a vedere un fotografo professionista all'opera e ad apprendere quelle che sono le sue esigenze durante uno scatto fotografico. La cucina è stata fotografata realmente. Eravamo in condizioni molto difficili perché lo scatto non è stato fatto in una, diciamo in una camera di ripresa, ma in uno showroom qualsiasi, per cui avevamo spazi ridotti per l'illuminazione. Una volta fatto lo scatto, la cucina è stata poi inserita in un ambiente completamente virtuale, progettato a monte e progettato anche in base alle caratteristiche che la cucina doveva avere.
Questo per riuscire comunque a dare un prodotto finale il più reale possibile, in maniera tale da riuscire comunque sempre ad ingannare chi guarda l'immagine e non riuscirà a percepire qual è la parte reale dalla parte virtuale. Un catalogo del futuro potrebbe essere benissimo fatto avendo la cucina. Io posso sinceramente mettere il mio prodotto in qualsiasi posto, senza, e questo secondo me è un vantaggio per la ditta che costruisce la cucina o la sedia o il mobile, senza spostare un chiodo. Cioè, io riesco a fare un catalogo anche utilizzando elementi solamente virtuali, senza andare a cercarmi location in giro per il mondo e nella maniera più economica possibile. Ci aiuta a visualizzare una cosa che nella realtà per il momento non c'è ancora, e a vedere come interagisce con ambienti invece reali. E questo sicuramente è un aiuto per chi progetta, per chi fa design, anche solamente ed eventualmente solo per fare indagini di mercato. Io non sono costretto a produrre la cucina o qualsiasi altro elemento, ma posso fare un'indagine di mercato avendo solamente un foglio di carta o un file in DVG, senza sprecare energie e finanziamenti per farlo.